Questa è Feltre, ci troviamo in provincia di Belluno. Prosperò sotto l'impero romano come città artigiana. Fu dominata dai Longobardi, dai Franchi, dai Vescovi, dalla signoria degli Ezzelino e da molte altre casate, finendo infine a preferire di unirsi alla Serenissima nel 1404. Durante la guerra della Lega di Cambrai, Venezia si trovò contro lo Stato Pontificio, la Francia e l'impero. Dopo la sconfitta dell'esercito veneziano contro i francesi nella battaglia di Agnadello, i domini di terraferma divennero indifendibili. I veneziani, per salvare la Serenissima, scelsero di concentrarsi sulla difesa della laguna, sciogliendo le province dall'obbligo di fedeltà. Come molte altre città, Feltre fu lasciata indifesa e si arrese all'imperatore Massimiliano I d'Asburgo nel 1509. Poche settimane dopo, una fazione di nobili fino-veneziani favorisce il rientro di un contingente armato della Repubblica. Il popolo feltrino approfitta per massacrare la guarnigione imperiale. 3 agosto le truppe imperiali riprendono di nuovo la città e per ritorsione compiono l'eccidio di Feltre, con centinaia di abitanti passati a fil di spada. Dopo il fallito assedio di Padova e a causa di malattie e alla fine dell'estate, l'esercito imperiale decide di ritirarsi in Tirolo. A metà di novembre le truppe veneziane riprendono Vicenza, Este, Belluno e Feltre, ma il 2 luglio dell'anno dopo viene riconquistata dagli imperiali e viene data alle fiamme. Essendo stata interamente ricostruita dopo la guerra, Feltre oggi si presenta in un unicum architettonico e urbanistico ben delineato nei canoni estetici e culturali del Rinascimento.